Innanzitutto era bello per me poter tornare sul campo, ero già tornato in Coppa e tornare anche oggi per quelle che sono le partite che caratterizzano il Cotton, cioè le finali. È comunque bello, ovviamente non ho nessun merito all'interno di questa stagione se non quello di aver seguito sempre attentamente la squadra con Maurizio, ma l'allenatore è stato Alessio Piccheri e un allenatore che finisce imbattuto il campionato, credo che a prescindere dai riconoscimenti è assolutamente il numero uno, ma nella storia proprio di questo sport, perché nessuno finora aveva fatto le strisce di vittoria e i numeri, ragazzi, io dico sempre quello che dicevo negli altri discorsi, i numeri non mentono mai, per cui i numeri di Alessio Piccoli e i numeri del Cotton sono incredibili. Dispiace per come è andata la partita, ma dispiace anche un po' per come è andata la stagione, perché devo essere sincero, la cosa che più mi preme dire è che chi vince è sempre antipatico, questo è fuori discussione. Chi vince giocando un calcio diverso dal... sono cresciuto col Gioca Bonito Nike e noi non giochiamo così, noi abbiamo sempre giocato gomiti larghi, abbiamo sempre giocato cattivi, abbiamo sempre fatto la miglior difesa, abbiamo puntato su un altro tipo di calciotto. Se questa cosa dà fastidio, basta dirlo, si parla col presidente, dice guarda Maurizio, siccome vogliamo vincere, se tu togli la squadra vinciamo pure noi. Ci hanno provato tanti, no? Ci ha provato il Football Aid Roma Nord che fece diciamo, il primo esperimento di rappresentativa della Lega Calcio 8 prendendo un po' da tutte le squadre, scoppiò a metà anno, neanche arrivò in finale. E ci ha provato Cencetti da un paio d'anni con grande mercato e non mi sembra che Cencetti stesse in campo, neanche la sua squadra stesse in campo oggi. Arriva la Pisana, che sono una squadra molto amica, una squadra che sinceramente ero molto contento che potesse giocare la finale con noi, abbandonano il campo. Se il problema è il Cotton, basta dirlo, fanno un comunicato, si fa una riunione a settembre, si dice ragazzi, prima c'era una squadra che dominava ma andava bene, ma voi dominate e non va più bene, perché state a vincere voi tutto su tutto, perché è vero che Checco ha fatto la storia, però diciamo che noi abbiamo un po' fatto ambassa di tutto quanto quello che c'era da vincere, abbiamo lasciato qualche trofeo, c'è chi si vanta come il Testaccio che ancora oggi coppa in faccia, ogni tanto riemergono post sulla loro vittoria meritata a inizio stagione, però ripeto, basta dirlo, ci sono tanti mezzi, c'è Maurizio, c'ha i numeri di telefono di tutti, lo scrivete, lo dite a Fanner, mandate in telegramma, che ne so, oggigiorno ci sono tanti mezzi, basta quello, perché sinceramente una finale così che si abbandona il campo, per non so per quale motivo, l'arbitro dà 2 rossi, la partita è ancora in bilico 2-1, ovviamente, piccola parentesi, siamo antipatici pure perché c'è Mario Artistico, cioè siamo antipatici perché Mario Artistico fa dei gol che effettivamente fanno girare la testa a tutti. E quindi in tutto questo io dico semplicemente che sono contento, il Cotton è una squadra, mi sto dilungando scusami, il Cotton è una squadra che i numeri parlano chiaro, ripeto, l'unica cosa che si può fare è, oppure lo dice solo la Lega, dico se c'è il Cotton non giochiamo noi, allora facciamo il campionato da soli e non so, non ce ne si diverte nessuno, però se bisogna arrivare agli animi e esasperarli fino a questo livello è un peccato, soprattutto irrispettoso e non voglio fare una sviolinata, però per te e tutta la redazione, perché voi siete sul campo con qualsiasi clima, con qualsiasi situazione a raccontare e a rendere nel panorama romano del calciotto famoso qualcuno che fino all'altro giorno non lo era e che oggi magari in qualche locale gli viene pure chiamato il suo nome e si vanta, e allo stesso tempo la Lega che organizza da anni un torneo lo fa alzando sempre più il livello, se il livello si alza arriva una squadra che il livello lo porta ancora più su, ripeto, si faccia la riunione a settembre e ci salutiamo tutti quanti, nel senso che va bene così. Allora, male no, crea soltanto una grossa risata, come hai visto quando sentivamo le premiazioni non ci faceva altro che ridere la situazione. Questa è la differenza tra chi è uomo e chi è un mezzo uomo, questa è la differenza, perché quando tu arrivi a un certo punto a fare saluti, baci, abbracci davanti e poi non c'è mai un riconoscimento da un punto di vista formale, credo che quello sia il momento in cui si può pesare chi sei veramente. Il Cotton merita i premi, ma a prescindere dai premi che avete assegnato, noi sappiamo che Alessio Piccheri ha concluso un'intera stagione portando avanti un discorso in panchina con una squadra imbattuta, fa il record di vittorie consecutive,
fai record di punti, se poi possiamo stare qua sto 20 minuti a parlarti di numeri, perché io stavo comunque a casa ma studiavo i numeri perché sai che sono fanatico di statistica, per cui te li posso elencare tutti e ovviamente che i premi vanno ad altri giocatori o sono i contentini, le briciole, oppure si misura quello che dicevo prima. Però per il resto il Cotton gioisce all'interno del suo spogliatoio perché per l'ennesima volta fa un triplete, per l'ennesima volta non lascia niente agli avversari, tutto quello che dipende da noi, quello che non dipende da noi, ripeto, a settembre una bella riunione si dice che il Cotton è gradito comunque come spettatore, oppure si fa la rappresentativa della Lega e noi la sfidiamo, cioè si può fare tante cose carine, si possono fare, però un po' più di sportività. Ridateci Checco, Checco testa dove sei, ridateci Checco. No, la dedica penso che posso parlare tranquillissimamente a nome di tutta la squadra, la dedica è per Maurizio Giuseppucci, cioè Maurizio è oggettivamente la persona che merita tutti questi trofei, sebbene il socquadriero dice no, fa le solite buffonate sue, però Maurizio oggettivamente ha creato tutto questo, nacque tutto quanto con qualche telefonata tra me e lui 4 anni fa dove mi diceva di assolutamente prendere in mano la situazione, però diciamo che la dedica di tutta la squadra è per Maurizio, perché Maurizio si spende veramente tanto per il Cotton, si spende veramente tanto anche per la Lega e per portare il livello della Lega a questa altezza, ok? Poi ripeto, il resto, le vicissitudini personali è semplicemente la gioia per me di adesso avere la possibilità di venire qua e stare un po' con i ragazzi, poi il resto è storia sportiva della Lega che è bello che rimanga all'interno della parentesi calcio o calciotto, che dir si voglia. Questo l'intervista lo rinviamo all'anno prossimo, alla prossima occasione utile. Sempre un privilegio. Anche per me. Mr. Pin. Grazie.